godiamo, Redentore nostro, da speriamo gioia di salvezza, fa che troviamo grazia di perdono. Signore, ascolta, Padre, perdona, fa che vediamo il tuo amore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi e con il tuo spirito. Carissimi confratelli, carissimi fratelli e sorelle tutti che ci seguite attraverso le frequenze di Tenda TV, pace a voi. Mi è stato suggerito, ed è stato davvero una bella intuizione, di avvalerci di questo piccolo luogo di preghiera, di questo antico luogo di preghiera dedicato ancora nel XVI secolo alla Beata Vergine della Salute in seguito a una pestilenza. Quindi un luogo di preghiera a Maria, salute degli infermi. Il suggerimento che mi è stato dato è di accompagnare la preghiera del popolo cristiano, oltre che di ciascuno di noi, cominciare dal Vescovo, chiedendo alla Beata Vergine Maria la protezione in questo momento in cui ci sentiamo davvero deboli, fragili, esposti alla prova, al male, al contagio. Già i nostri antenati sono venuti qui tante volte e tuttora ogni anno, al 21 di novembre, giorno della festa della salute, qui c'è un gran concorso di popolo. Ieri mattina le letture dell'ufficio riportavano l'episodio in cui Mosè sul monte alzava le mani invocando l'aiuto del Signore mentre il popolo svolgeva un combattimento nella pianura. La preghiera di Mosè conquistò la vittoria sul nemico. Non siamo certo in quell'epoca, eppure qualcosa di simile. Il pastore alza le braccia per il suo popolo in comunione di fede, di speranza, di carità. Maria, salute degli infermi, certamente è sensibile al nostro dolore, alle nostre prove, e la nostra preghiera a lei troverà certamente ascolto. Con questi sentimenti iniziamo la Santa Messa. Ne seguiranno altre le settimane prossime, saranno i parroci della città che presiederanno, in modo da sentirci profondamente uniti nella preghiera. Iniziamo la Messa anzitutto chiedendo con umiltà il perdono e la misericordia del Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Christe
Preghiamo. O Dio che ami l'innocenza e la ridoni a chi l'ha perduta, volgi verso di te i nostri cuori e donaci il fervore del tuo spirito, perché possiamo essere saldi nella fede e operosi nella carità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Geremia. Così dice il Signore: maledetto l'uomo che confida nell'uomo, che pone nella carne il suo sostegno e dal Signore allontana il suo cuore. Egli sarà come un tamerisco nella steppa, quando viene il bene non lo vede. Dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedine dove nessuno può vivere. Benedetto l'uomo che confida nel Signore e il Signore è sua fiducia. Egli è come un albero piantato lungo l'acqua, verso la corrente stende le radici. Non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi. Nell'anno della siccità non intristisce, non smette di produrre i suoi frutti. Più fallace di ogni altra cosa è il cuore e difficilmente guaribile. Chi lo può conoscere? Io, il Signore, scruto la mente e saggio i cuori, per rendere a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Beato chi confida nel Signore. Beato chi confida nel Signore. Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte. Beato chi confida nel Signore. Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai. Riusciranno tutte le sue opere. Beato chi uomo che confida nel Signore. Non così gli empi, ma come pula che il vento disperde. Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina. Beato chi confida nel Signore. Gloria a Cristo, la luce immortale del Padre Celeste. Gloria a te, Signore. Beati coloro che custodiscono la parola di Dio in cuore buono e sincero e portano frutto con la loro perseveranza. Gloria a Cristo, parola eterna del Dio vivente. Gloria a te, Signore.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai farisei: c'era un uomo ricco che vestiva di porpora e di bisso e tutti i giorni banchettava lautamente. Un mendicante di nome Lazzaro giaceva alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando nell'inferno tra i tormenti, levò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e bagnarmi la lingua, perché questa fiamma mi tortura. Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro parimenti i suoi mali. Ora invece lui è consolato e tu sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stabilito un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di costì si può attraversare fino a noi. E quegli replicò: Allora, padre, ti prego di mandarlo a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. E lui: no, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da loro, si ravvederanno. Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, neanche se uno risuscitasse dai morti sarebbero persuasi. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Confidare nell'uomo, confidare nel Signore. Confidare nella carne, cioè nelle proprie risorse, confidare nella parola del Signore e nella sua promessa. Ecco le due situazioni diametralmente opposte che ci sono state ricordate dalle parole della Sacra Scrittura che abbiamo appena ascoltato. Due situazioni contrapposte, con esiti, con conseguenze contrapposte. Solitudine, sterilità e morte sono il frutto di chi confida in se stesso, allontanando il cuore dal Signore. Fecondità e vita sono il frutto di chi invece confida nel Signore. La prima lettura e il Salmo dicono unitariamente, quasi con parole medesime, questo messaggio. Il Vangelo poi lo esemplifica, soprattutto attraverso la figura del ricco gaudente, Epulone viene chiamato, cioè che faceva pranzi lussuosi senza preoccuparsi minimamente, completamente indifferente alla povertà del mendicante povero che sedeva alla sua porta. Lazzaro. Il ricco non ha nome, Epulone non è il suo nome, vuol dire banchettatore. Il povero ha un nome, Lazzaro. La sorte finale di questo uomo ricco
sarà in linea con le parole del profeta Geremia e del Salmo, la condanna eterna. Del mendicante, il povero Lazzaro, non si dice propriamente che confidava nel Signore. Eppure, alla sua morte, dice Gesù, egli viene portato dagli angeli nel seno di Abramo, cioè nella vita eterna, nella vita per sempre. Come a dirci, Dio si prende comunque a cuore la sorte del povero, a prescindere, potremmo dire. È Dio la sua unica risorsa, la sua unica difesa, anche se tutti lo abbandonassero. Proprio per questo occorre confidare in Lui, perché è l'unica risorsa vera dell'uomo, quella che resterà per sempre. Ecco, questo sentimento di grande fiducia, che è il messaggio di queste letture, questo sentimento di grande fiducia e di confidenza che ci viene suggerito dalla parola della Sacra Scrittura, dobbiamo nutrirlo in particolare in questo tempo di prova. È una parola consolante, ma anche stimolante per ciascuno di noi, tempo di smarrimento e di paura. Siamo qui in un luogo dedicato secoli fa alla Vergine Maria, in una circostanza simile a quella che stiamo vivendo oggi, quella di una pestilenza. Siamo qui per esprimere a Maria, venerata come salute degli infermi, la nostra preghiera di invocazione e di gratitudine. Di invocazione anzitutto, di domanda. Cosa chiediamo a Maria? Uno dice la salute, no? Prima di tutto domandiamo a Maria che ci aiuti a confidare nel Signore. Beato l'uomo che confida nel Signore, che ci aiuti a confidare in Lui, a riconoscerlo davvero come nostro aiuto e nostro scudo, nostra protezione. Prega per noi, o Maria, intercedi per noi che siamo poveri e fragili e abbiamo bisogno dell'aiuto del Signore. Siamo peccatori, certo, ma siamo tuoi figli. Prega per noi perché possiamo avere fiducia del Signore e sperimentare così la sua protezione e il suo aiuto. Preghiera poi di gratitudine, ho detto. Come, dirà qualcuno? La gratitudine l'avremo quando saremo stati esauditi. Per certi aspetti è vero, ma la vera gratitudine nasce dalla certezza che Maria ci ascolta, perché una madre non può non ascoltare i suoi figli. Una gratitudine previa, potremmo dire, che sostiene la nostra fiducia e la nostra preghiera. Una gratitudine che desideriamo manifestare insieme all'invocazione anche in futuro, non solo nelle prossime settimane, quando qui, come ho ricordato all'inizio, quando qui i parroci della città verranno ancora a celebrare la Santa Messa per il popolo, per tutti, ma anche, mi è stato suggerito e ho ritenuto bella anche questa idea, anche promettendo di venire qui quando questa emergenza sarà passata, a ringraziare Maria per la sua intercessione. Vedremo quando e come, magari processionalmente, come città, ma glielo promettiamo già ora, quasi come un voto che desideriamo fare a Maria. Ascolta, o Maria, la nostra umile e fiduciosa preghiera e con la tua intercessione materna vienici incontro, liberaci dal male e ridona salute e serenità al tuo popolo.
Fratelli e sorelle, con fiducia eleviamo a Dio Padre, per intercessione di Maria, salute degli infermi e aiuto dei cristiani, la nostra fiduciosa preghiera in questo difficile momento. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa di Dio, nonostante l'impossibilità a partecipare alla liturgia, ogni battezzato in questo tempo difficile tenga accesa la lampada della fede, alimentandola con la preghiera personale e familiare. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutte le persone ammalate, specialmente per gli affetti da coronavirus, il Signore li aiuti a portare la croce e ad affrontare il calvario della malattia, sempre con la speranza della guarigione nel tempo e della salvezza nell'eternità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i familiari che condividono le sofferenze dei malati e per quanti piangono la scomparsa di una persona cara, la Madonna della Salute, che ha partecipato alle sofferenze del suo Figlio, li consoli e li aiuti. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i medici, gli infermieri, il personale ospedaliero, che soprattutto in questi giorni si prendono cura in modo eroico dei pazienti, e per gli scienziati e i ricercatori che si impegnano per scoprire nuove cure ed alleviare le sofferenze dei fratelli. Il Signore ricompensi in questa vita e nell'eternità quanti fanno del bene al prossimo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i danni morali ed economici che questa epidemia sta provocando, perché il Signore ispiri le scelte dei governanti in questo momento delicato per il nostro popolo e a tutti dia la forza per ripartire una volta passata la tempesta. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Non ci sono solo segni di malattia e di morte, ci sono anche segni di vita e di speranza. Proprio poco fa, mentre venivo in questa chiesetta, mi è giunto un messaggio: Fortunato e Carla mi dicono: siamo diventati nonni, preghi per il nostro nipotino. È molto bello questo segno. Preghiamo anche per la vita che continua, per le vite nuove che arrivano in questo nostro territorio, perché trovino un mondo non solo segnato dalla preoccupazione, dalla prova, ma anche purificato e che sa ritrovare la speranza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ascolta, Dio onnipotente e misericordioso, le preghiere del tuo popolo, che con fiducia si affida a te in quest'ora drammatica. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua volontà abbiamo ricevuto questo pane come benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua volontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e della volontà. Insegnaci, Signore, a mettere la nostra vita benedetto nei secoli, a servizio di tutto il mondo. Lavami, Signore, purificami in ogni peccato e chiudesse il cuore agli altri nel dono. Come potrebbe la carità di Dio rimanere in Lui? Pregate, fratelli e sorelle,
perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Per questo sacrificio, o Signore, santifica il nostro impegno di conversione e fa che alla pratica esteriore della Quaresima corrisponda una vera trasformazione dello spirito per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto benedire il tuo nome, Padre Santo, ricco di misericordia, nel nostro itinerario verso la luce pasquale sulle orme di Cristo, Maestro e modello dell'umanità riconciliata nell'amore. Tu riapri alla Chiesa la strada dell'Esodo attraverso il deserto quaresimale, perché ai piedi della santa montagna, con il cuore contrito e umiliato, prenda coscienza della sua vocazione di popolo dell'alleanza, convocato per la tua lode, nell'ascolto della tua parola e nell'esperienza gioiosa dei tuoi prodigi. Per questi segni di salvezza, insieme agli angeli, ministri della tua gloria, proclamiamo nel canto la tua lode. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Tiziano e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di accostarci alla Santa Comunione, invochiamo Dio nostro Padre con quella confidenza di cui ci ha parlato la parola della Scrittura, in cui chiediamo di essere sostenuti dall'intercessione della Vergine Maria, e diciamo con le parole che Gesù ci ha insegnato: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria e il secolo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Coloro che seguono questa celebrazione attraverso le onde della Tenda TV,
proponiamo di unirsi spiritualmente anche attraverso la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro fino a quando Preghiamo. Questo sacramento continui ad agire in noi, Signore, e la sua efficacia cresca di giorno in giorno per la nostra attiva collaborazione, per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della benedizione conclusiva, preghiamo la Beata Vergine Maria con queste parole che pronuncerò io, ma che diventano parole di tutti coloro che seguono questa celebrazione e che desiderano rivolgere alla Beata Vergine Maria, salute degli infermi, la loro invocazione. O Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, noi ti invochiamo in questo tempo con il consolante, in questo tempio con il consolante titolo di salute degli infermi. Tu conosci ciò che appesantisce in questo momento il nostro cuore. Vedi la nostra apprensione per la minaccia
che sta spegnendo la gioia e turbando gli animi della nostra gente. Il contagio, cioè, che propaga infermità e morte nei nostri paesi e nelle nostre regioni. Ricorriamo a te che sempre ti sei mostrata provvida madre e che anche in passato hai soccorso i tuoi figli nelle calamità, preservandoli dalla peste e da altre malattie. Anche in questo difficile momento intercedi grazia per noi presso il tuo Figlio. O Vergine Maria, salute degli infermi, aiutaci ad affrontare con fede la prova e il timore del momento presente. Liberaci dal morbo che ci sta minacciando. Guarisci i malati e consola chi è nella prova e nella sofferenza. Assisti gli operatori sanitari, tutti nella loro missione. Illumina i nostri governanti. Lenisci il dolore dei tuoi figli che in questi giorni di Quaresima non possono celebrare insieme i santi misteri. O Vergine Maria, salute degli infermi, siamo qui ad invocarti facendoci voce anche di tutti i nostri fratelli e sorelle. Siamo certi che tante persone ti invocano dalle proprie case. Intercedi per tutti la grazia della consolazione e della speranza. O Vergine Maria, salute degli infermi, accogli le nostre preghiere, accompagna i nostri passi, rendi sicuri i nostri giorni, volgi il tuo sguardo materno su questo popolo che confida nella tua protezione e con tutto il cuore si affida a te. Accogli, o Maria, la nostra promessa e il nostro impegno di venire qui in devota processione cittadina quando sarà passato il tempo della prova, per dirti il nostro grazie ed esprimerti il nostro amore filiale. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Prima della benedizione voglio ringraziare Federico Campodalorto di Tenda TV, che già in altre occasioni e oggi è qui e ci aiuta a irradiare questa preghiera nel nostro territorio. Ringrazio Don Marco, che è il parroco di questa, che ci ha accompagnato all'organo e presiederà una delle prossime celebrazioni. Ringrazio Don Giulio, che è il vicario foraneo, ringrazio Don Mirko e chiediamo davvero su tutti la benedizione del Signore. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti noi che celebriamo con fede Maria, salute degli infermi, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello Spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.